Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, buon pomeriggio, ben ritrovati da parte di Luca Gregorio. La 30ª giornata all'Euganeo mette sul piatto il derby Padova-Vicenza, dove si incrociano sogni playoff e di salvezza. E anche la grande gara del ritorno da ex di Dal Canto, scaricato forse con troppa fretta dal presidente Cestaro. Il Vicenza, che oggi compie 111 anni, ha vinto le ultime 3 trasferte. Il Padova in casa ha perso solo una volta. Insomma, è tutto apparecchiato per una bella partita, lo sanno anche i tifosi. Questa è l'accoglienza dei sostenitori biancoscudati. Comincia Padova-Vicenza, il derby, buon divertimento. Buona la finta, ancora Bellazzini, cross e basso, il velo, poi attenzione alla conclusione, il vantaggio del Vicenza, ha segnato Castiglia, quinto gol in campionato per il prodotto Scuola Juve. 0-1 dopo 4 minuti, gelato l'Euganeo da Luca Castiglia. Lazco, ma lui dentro la ricerca di Boginov, poi il sinistro. Sì, c'erano 3 giocatori davanti alla sua visuale. Invece va il lancione per Babacar, salito bene, prova la rovesciata. Sua proposizione in area di rigore, anche nello stop. Un paio di passi, Viviani, destro che gira e pallo esterno alla scuola di Francesco Totti. Grande esecuzione da un punto di vista tecnico. Iori, il lancio è buono per Cutolo, grande aggancio, Cutolo, palo e poi si salva il Vicenza. Che giocata di Cutolo, giocata straordinaria e secondo legno. Ricomincia Padova-Vicenza. Bonazzoli, smista per l'inserimento di De Feudis, palla che sorvola la traversa di pochissimo. Malogà resiste di forza, ancora Malogà, gran destro, pallone accompagnato con lo sguardo da Silvestri. Lo spazio per calibrare il cross che arriva, smorzato però da Castiglia, poi destro di Iori da sotto misura, Bonazzoli, palla sul fondo e sicuramente il Padova non è fortunato. Rispoli riesce ad attivare Raimondi, vuole il dribbling, c'era fallo ma si gioca Viviani, grande sinistro, Bremek con la gamba di richiamo, poi Cutolo, ancora Bremek in angolo, doppia chance per il Padova. Gli dà una mano Tiribocchi, ancora Semioli, visto Tiribocchi l'area di rigore, prova il destro, a mano aperta Silvestri, bravissimo. Ancora Raimondi, non lo tengono, lo scarica per Cutolo con la punta del piede, Bonazzoli dentro, attenzione Raimondi, Bremek! Poteva essere ancora una volta l'uomo della provvidenza, Andrea Raimondi. Finisce qui, il Vicenza vince il derby, vince per la 4ª volta di fila fuori casa e torna a vedere la salvezza. Tanti rimpianti per il Padova che rimane in zona playoff.